Buongiorno, buongiorno, in diretta con Focus TG. Andiamo subito a Bassano del Grappa perché ci sono 2 casi di dengue, la malattia trasmessa dalle zanzare. Andiamo da Vanessa Banzato, in diretta. A te Vanessa. Buongiorno, buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sì, 2 casi, come hai appena accennato tu stesso, di dengue sono stati registrati qui a Bassano del Grappa. È partita questa mattina, sono partite questa mattina le operazioni per la disinfestazione. Purtroppo la pioggia non ha aiutato tutte queste operazioni. Con me l'assessore all'ambiente di Bassano, Andrea Viero. 2 casi, si diceva, assessore, di dengue nello stesso nucleo familiare, 2 persone che molto probabilmente erano di ritorno da un viaggio in Sud America. Certo è che l'allarme c'è e voi siete subito corsi ai ripari anche con questa ordinanza a firma del sindaco Finco. Sì, nel tardo pomeriggio di ieri siamo subito stati convocati dall'ULSS. Stamattina abbiamo avuto una riunione operativa proprio per partire con il protocollo di prevenzione e di gestione dell'emergenza. Diciamo pure non ci sono allarmismi, le persone ovviamente sono in isolamento e nelle prossime ore provvederemo appunto alla disinfestazione delle varie vie. Perché sappiamo che la febbre dengue viene trasmessa proprio, una malattia che viene trasmessa dopo la puntura delle zanzare, quindi parte la disinfestazione proprio di tutti quanti gli esemplari adulti degli insetti. Diciamo che le nostre caditoie sono tutte controllate, sono georeferenziate, abbiamo 13.000 caditoie che sono trattate e facciamo circa 5 trattamenti durante l'arco primaverile e estivo, quindi noi siamo tranquilli. Infatti è un caso proprio di importazione che dall'estero è arrivato, sono stato un rientro a casa. Diciamo che poi quello che noi ci raccomandiamo alle persone è quello di non tenere sottovasi con acqua, non tenere depositi di acqua, e voglio anche ricordare che come comune regaliamo proprio le pastiglie da mettere nelle caditoie, nei pozzetti di casa per evitare la proliferazione delle larve. Quello che andremo a fare poi nella tarda serata di oggi è proprio il trattamento adulticida, quindi nel raggio di 200 metri da civico a civico stiamo provvedendo a segnalare ai residenti che verrà fatto questo tipo di trattamento per dare il giusto avviso e anche le istruzioni. Insomma, è il caso di tenere chiuse le finestre durante tutto il trattamento e se poi il giorno successivo qualcuno all'orto va a prendersi la verdura, di lavarla bene, perché sono comunque prodotti chimici. È interessata tutta l'area del quartiere San Marco? Diciamo che dal punto che ci è stato indicato si fa un raggio di 200 metri, quindi è una zona che va a ridosso della ferrovia per un raggio di 200 metri, il quartiere è quello di San Marco. Avete saputo anche dall'ULSS, dopo anche questa riunione che avete avuto, quali sono le condizioni di salute delle persone? Diciamo che la riunione operativa che abbiamo fatto era proprio per il trattamento dell'emergenza e quindi il trattamento delle vie, la gestione dell'emergenza soprattutto dal punto di vista comunicativo per chi abita lì attorno. Personalmente non so, mi auguro che siano trattati con cure mediche che penso che si rimettano presto, lo speriamo. Certo, intanto è previsto l'isolamento per queste persone nella loro abitazione, poi parte tutto quanto il discorso dei trattamenti e non è la prima volta che succede qui a Bassano. Diciamo che più o meno nella stessa zona 2 anni fa abbiamo trattato una stessa emergenza, mi pare anche 3 anni fa, è la terza volta sostanzialmente che come comuni di Bassano e ovviamente in sinergia con l'ULSS trattiamo un caso del genere. E secondo lei il pericolo aumenta di anno in anno? Ma mi pare di capire che la statistica più o meno è la stessa, mi pare che il periodo fosse diverso, forse siamo in anticipo rispetto agli altri casi, però bisogna dire la verità che rispetto al primo caso che abbiamo trattato il protocollo funziona, ci si è attivati subito, si è rodata un po' la macchina anche organizzativa, grazie anche ai volontari di protezione civile che rispondono sempre alle chiamate, quindi c'è una buona sinergia. Ultima battuta, quanto durerà tutto? Credo che i lavori cominceranno di disinfestazione questa sera alle 7:30, nel giro di qualche ora verrà ultimato. Non credo ci sia la necessità di proseguire il giorno successivo, ma questo lo vedremo con l'andamento dei lavori. Vedremo anche nei prossimi giorni se ci saranno aggiornamenti, torneremo su questo argomento, su questa questione. Intanto da Bassano, direttore, ti ricedo la linea. Grazie molte Vanessa Banzato e Alessandro Costacurta. Andiamo all'inchiesta sull'albero caduto in Piazzale Roma. La Procura ha aperto un fascicolo per ferite colpose gravi, per lesioni colpose gravi. Non ci sono indagati per ora. A Mestre la donna che è stata ferita più gravemente. Vediamo.
Il crollo del Leccio, che ha provocato 12 feriti a Piazzale Roma, poteva essere evitato o è avvenuto per un motivo fortuito e imprevedibile? Ruota attorno a questo interrogativo il fascicolo d'inchiesta contro ignoti aperto dalla Procura di Venezia con l'ipotesi di reato di lesioni colpose gravi. Attraverso le indagini della polizia locale, i magistrati intendono fare chiarezza sulla catena di controlli e manutenzione del verde pubblico a Venezia. In particolare se l'albero fosse stato o meno oggetto di verifica 3 giorni prima del crollo. Albero che intanto rimane lì, sottoposto a sequestro giudiziario e provvisorio monumento alla memoria di un evento che ha profondamente scosso la città. Le 2 ferite più gravi restano ricoverate a Mestre, una ancora in terapia intensiva. Le condizioni della signora sono stazionarie, quindi non ci sono né peggioramenti né miglioramenti, quindi la situazione è sotto controllo, la prognosi è una prognosi riservata e noi stiamo seguendo l'evoluzione in modo tale da poter intervenire nel modo giusto al momento giusto. Accanto all'inchiesta della magistratura c'è anche un dibattito di carattere politico e amministrativo che si sta sviluppando a Cafarsetti, per il quale il Partito Democratico chiede al Comune di fare chiarezza. Noi con l'accesso agli atti abbiamo chiesto se esiste una perizia relativa all'albero che è crollato e quindi se c'era un pericolo accertato in merito proprio alle condizioni dell'albero. Chiediamo che venga fatta chiarezza sulla responsabilità politica e quindi chiediamo che con urgenza gli assessori competenti vengano in commissione a spiegare quanto è accaduto e spiegare la situazione di fatto. Ma come sia la situazione lo si chiede anche per altro verde pubblico in territorio comunale, dove oramai si sta iniziando a guardare agli alberi domandandosi il loro stato di salute. Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di altri cittadini di altre zone della città che anche formalmente, quindi a mezzo PEC o a mezzo mail, hanno denunciato situazioni di pericolo o di presunto pericolo, ovviamente questo poi saranno i tecnici ad accertarlo, di alberi presenti nel nostro territorio senza mai ricevere una risposta da parte del Comune. Allora è questa la responsabilità della politica, della mancanza di ascolto, della mancanza di dialogo. Allora, questo era il servizio di Filippo Fois, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è andato a vedere, a trovare i feriti. Sentiamo. È andato in ospedale? Sì, sono andato a sentire dei sanitari un attimo com'è la situazione e stiamo seguendo là, perché in questo momento direi che mi fermo là. L'albero sono passato oggi a vedere e non riesco proprio a capire, cercheremo ci sono le indagini, approfondiremo, c'è altro da dire. Adesso è da pensare ai feriti. Si stanno facendo gli approfondimenti stamattina? Adesso pensiamo ai feriti. Non solo io faccio i approfondimenti. No, vabbè, ma ha ragione, anche perché c'è una persona molto grave. Molto grave. Speriamo poi che tanta paura, tanta roba. Sì. Altre domande? Basta. Okay. Era il sindaco Luigi Brugnaro, intervistato dal Gazzettino. Adesso vediamo anche la sicurezza sul lavoro in Veneto, visto che parliamo di incidenti. C'è un grosso problema, come sapete, per gli infortuni proprio sul lavoro. Quelli gravi e mortali sono triplicati nel 2025. Nei primi 3 mesi del 2025 gli infortuni mortali sul lavoro in Veneto sono triplicati rispetto allo stesso periodo nel 2024, passando da 7 a 21 casi. Un trend preoccupante che accende i riflettori sull'urgenza di interventi concreti per la sicurezza dei lavoratori. Il 2023, dati INAIL-INPS, ha registrato quasi 50.000 infortuni con oltre 5.000 menomazioni permanenti, 419 esiti gravi e 78 vittime. Sono infortuni che incidono sulla vita della persona, sulla sua vita lavorativa e sulla vita della famiglia e quindi per noi sono dati che vanno analizzati con attenzione. Per questo li abbiamo messo in rapporto ai dati occupazionali per far emergere quali sono le fasce più critiche. Il rapporto di ricerca degli infortuni sul lavoro evidenzia che, in valori assoluti, gli infortuni colpiscono maggiormente i lavoratori tra i 45 e i 59 anni. L'incidenza maggiore si registra nella fascia tra i 20 e i 29 anni, mentre è più bassa oltre i 60 anni. L'incidenza degli infortuni è più alta per i giovani, per le fasce dai 20 ai 29 anni. Così come si evidenzia che il genere influisce sull'infortunio e su dove avviene l'infortunio.
In occasione di lavoro, quindi nei luoghi di lavoro, si infortunano di più gli uomini, in itinere si infortunano di più le donne. Dal punto di vista settoriale, le attività manifatturiere rappresentano il comparto più colpito, con il 36,8% degli infortuni denunciati in ambito industriale. La gestione agricoltura ha registrato 2080 denunce. In evidenza anche il ruolo della componente straniera. Tra i lavoratori non italiani si registra una presenza maggiore nei settori di servizi di supporto alle imprese, trasporto e magazzinaggio e attività immobiliari. Contro gli infortuni sul lavoro, il sindacato chiede un rafforzamento dei controlli e delle misure di prevenzione, ritenuti strumenti fondamentali per affrontare in modo concreto ed efficace il fenomeno. Servizio di Nicola Marcato. Adesso andiamo a Venezia in diretta da Filippo Fois, perché per la festa dei Carabinieri sono stati anche forniti i dati riguardanti i reati più ricorrenti. Andiamo in diretta a Filippo Fois e Sandro Ponchio. A te, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Io mi trovo in Riva Cadidio, che è una fondamenta che si trova tra Riva Sette Martiri e la fondamenta degli Schiavoni. Alle mie spalle vedete infatti il campanile di San Marco. Qui si è svolta, e adesso lo vedrete, hanno già levato tutto. È stata una cerimonia rapidissima quella di quest'anno dei Carabinieri, anche perché nel momento in cui è iniziata è stata contraddistinta da un fortissimo acquazzone che sostanzialmente è finita solamente adesso, che oramai diciamo si stanno levando tutte le attrezzature che erano state posizionate in questo punto. È stata l'occasione per fare il punto naturalmente su quella che è l'attività dell'Arma dei Carabinieri in Veneto e naturalmente per quello che ci riguarda in provincia di Venezia. Ci sono state, pensate, 1.300.000 chiamate al 112 durante l'anno scorso e c'è un aumento significativo dei furti, 7,5%. Ce ne sono stati 72.000 in Veneto l'anno scorso. Poi due fenomeni estremamente preoccupanti. Il primo riguarda l'aumento della criminalità giovanile, che è del più 34% rispetto ai dati dell'anno precedente, con ben 37 minori arrestati e pensate 1.347 minori che sono stati denunciati in Veneto. L'altro fenomeno in forte aumento è quello che riguarda le truffe per gli anziani. Qui siamo addirittura al più 91% di arresti, che sono stati 46, con 228 denunce. Le truffe per anziani sono aumentate del 10%. Ci sono poi due dati specifici per quello che riguarda la città di Venezia. Si è parlato molto dei borseggiatori anche considerando il nuovo decreto legge sicurezza che è entrato in vigore. Ci sono state 89 denunce a Venezia dall'inizio dell'anno, ma soprattutto c'è un dato piuttosto significativo che riguarda la violenza di genere. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono stati effettuati 19 arresti, significa 12 in più rispetto a quelli che c'erano stati nello stesso periodo dell'anno scorso, per cui è stato un aumento di denunce. Evidentemente diciamo che da parte delle vittime, questo è stato detto oggi, si è preso molto più coraggio. In questo momento ci sono 50 braccialetti elettronici attivi nella città metropolitana di Venezia. Noi a questo proposito abbiamo sentito l'onorevole Martina Semenzato, che è la presidente della commissione parlamentare sulla violenza di genere. Sentiamo. Sono dati significativi che testimoniano non forse l'aumento dei reati, ma gli aumenti degli interventi e delle denunce da parte delle donne. Questo è fondamentale, perché denunciare è il primo passo di uscita dalla violenza, e i dati condivisi dal colonnello Aquilio ci dimostrano che anche Venezia rappresenta una città virtuosa in tema di lotta alla violenza di genere. Aumentano le denunce, aumentano gli ammonimenti al questore, aumentano gli interventi di sensibilizzazione grazie anche alle forze dell'ordine come quelle dei Carabinieri nelle scuole, nella comunicazione. È un lavoro corale, è un patto di corresponsabilità. Diminuiscono i femminicidi, è vero che veniamo colpiti da dei casi particolarmente gravi ed efferati che coinvolgono soprattutto i giovanissimi, però oggi siamo di fronte ad un segno meno che non ci consola, ma che ci dice che quel patto di corresponsabilità che deve necessariamente nascere in famiglia, abbracciare la scuola, coinvolgere la società civile, ovvero tutti noi, e avere la ricaduta nella politica. I dati confermano una grande reattività, tempestività e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, che sono le armi che abbiamo a disposizione per combatterla.
Questa era Martina Semenzato, deputata veneziana che è presidente della Commissione parlamentare sulla violenza di genere. Naturalmente vi rimandiamo ai prossimi notiziari con tutti gli approfondimenti sui tanti dati che sono stati forniti durante questa giornata. Per ora la linea può tornare allo studio. Grazie molte a Filippo Fois e sgomento a proposito di reati gravi per la scarcerazione di Brusca. Brusca è il mafioso che aveva fatto parte del comando che aveva ucciso il giudice Falcone nella strage di Capaci, che aveva anche sciolto un bambino nell'acido. È libero, è in regime di protezione, chissà che non lo portino anche qui in Veneto. Questo è il paese in cui ci troviamo. 72.000 furti, ha detto Filippo Fois, l'anno scorso in Veneto, un dato impressionante di cui si parla poco, e vediamo l'incontro ravvicinato tra una signora trevigiana e un gruppo di malviventi che sono entrati nella sua abitazione. Me li sono trovati proprio dentro in cucina, quasi a ridosso della zanzariera, e io stavo mangiando e uno era dal portoncino che lo stavo per aprire, proprio a viso scoperto, e io dopo ho cominciato a urlare perché ho capito subito che c'era anche un altro fuori dal portoncino. E da là sono scappati. Sono stati attimi di autentico panico in via Casette, tra Castagnole di Paese e Treviso, dove una donna si è trovata faccia a faccia con i ladri che le stavano piombando in casa, un'abitazione abbastanza isolata ma recintata tra i campi, e questo in pieno giorno, poco prima delle 2 del pomeriggio. Probabilmente i delinquenti pensavano che all'interno non ci fosse nessuno, o forse si aspettavano una reazione del tutto diversa. Mi sono messa a urlare, poi sono corsa dietro senza pensarci e mi sono messa a urlare i ladri, ma in quel momento purtroppo non passava nessuno e loro sono scappati. Esatto. La fuga in direzione Castagnole su una macchina grigia parcheggiata poco distante, dove ad aspettare i 2 ladri c'è un complice, un piantone. I ragazzi giovani. Di carnagione chiara. Di carnagione chiara. Non hanno parlato? No, niente. E quando sono scappati, che erano in strada, uno si è tirato su anche il fazzoletto per non farsi riconoscere. Non certo un copione inedito, soltanto in questa casa si registra una sorta di record, anche se mai nelle precedenti occasioni c'era stato un incontro così ravvicinato. La quinta volta, sì. In 15 anni penso. Sì. Quindi vi sentite spiati? Che cosa? Sì, per me sì, controllano. Quando vai, quando torni, cosa fai? Passano avanti e indietro e controllano sicuramente. Una sensazione generalizzata. In una casa vicina 3 sono i colpi andati a segno nel giro di 3-4 anni. Certo che è battuta, siamo, come dice, sotto osservazione quando ci vedono che hanno una strada libera e loro ne approfittano. Adesso comincio a avere paura. Le altre volte sì, le ho lasciate passare, me la sono fatta passare, però adesso non sono più padrona a stare a casa mia. Intervista di Christian Arboit, oggi in regia Italo Morao e Andrea Basso. Vediamo anche le indagini sull'omicidio di Franco Bernardo Bergamin lo scorso febbraio a Limena. I carabinieri del RIS confermano che le impronte sui sacchi dove è stato nascosto il cadavere sono quelle del triestino Alessio Battaglia. Le impronte di Alessio Battaglia sono le uniche sulla scena del crimine. Le analisi effettuate dai carabinieri del RIS le hanno rilevate sui sacchi e sui teli usati per sigillare l'armadio e il corpo di Franco Bernardo Bergamin dopo il suo omicidio. Il 41enne triestino in carcere per l'assassinio del pensionato di Limena è stato l'unico a toccare il materiale usato per nascondere il cadavere. Non ci sono invece le impronte della sua fidanzata, presenti in casa al momento del delitto ma non indagata. La donna era in un'altra stanza e non avrebbe dunque partecipato alla colluttazione. La morte di Bergamin è avvenuta il 22 febbraio scorso a Limena, al culmine di una lite. Battaglia, che da mesi era ospitato nella casa dell'84enne, ha ammesso di aver colpito l'uomo con degli schiaffi, che è caduto a terra ferendosi alla testa. Il 41enne ha detto anche di aver somministrato un antidolorifico alla vittima prima del decesso, una versione che però sembra essere smentita dalle indagini degli esperti. L'autopsia ha rivelato infatti che aveva il collo spezzato, una frattura compatibile con una mossa di arti marziali
e non come conseguenza di una caduta. Battaglia poi ha chiuso il cadavere in alcuni sacchi e dentro un armadio sigillato con del nastro adesivo. Alla fine ha sparso del profumo per nascondere gli odori del corpo in decomposizione. Il 41enne triestino è rimasto nell'appartamento di Limena per alcuni giorni prima di scappare a Monfalcone, dove è stato arrestato dai carabinieri. Vice di Valentina Visentin, ieri in corte d'assise a Treviso l'arringa della difesa di Franco Battaglia, accusato di aver ucciso Anica Panfile. Sentiamo l'intervista al difensore Fabio Crea. La soluzione per non aver commesso il fatto, non è lui l'omicida. Questa la richiesta alla Corte d'Assise di Fabio Crea al termine di una ringa difensiva durata quasi 5 ore. Sul banco degli imputati, presente in aula, quel Franco Battaglia, ora 80enne, unico accusato per la morte di Anica Panfile, la 31enne trovata cadavere sul Piave a Spresiano il 21 maggio del 2023. Per la difesa non è lui l'assassino della giovane mamma, come invece sostenuto dalla procura, che ne ha chiesto la condanna a 21 anni e 6 mesi di reclusione. L'anziano, secondo l'accusa, l'avrebbe uccisa nella sua villetta di Arcade al culmine di una lite avvenuta dopo un rapporto sessuale segnato dall'uso di cocaina, poi si sarebbe disfatto del corpo gettandolo nel Piave. Due film opposti, con Crea che parla di un processo basato su soli indizi e di una prova invece a discarico definita inconfutabile e incontrovertibile, risale al giorno della scomparsa. Alle 16:52 entrambi escono dall'abitazione, c'è una divaricazione, come aveva detto un ufficiale di polizia giudiziaria nella sua iniziale relazione, si separano, Battaglia va a Villorba, la signora Panfile rimane ad accendere le celle di Spresiano, ma diverse rispetto a quelle dell'abitazione del signor Battaglia. Quando la signora Anica stava operando sul telefono fino alle 17:11, Battaglia da oltre un quarto d'ora era da un'altra parte, e cioè a Treviso Nord. Insomma, le celle telefoniche dimostrerebbero che i due non erano insieme al momento della probabile morte della donna, ma c'è un altro aspetto affiorato nel processo e riferito dai congiunti della vittima. Era emerso che la signora Anica Panfile era minacciata da albanesi, probabilmente per un debito di denaro, ma è una pista che gli inquirenti non hanno seguito. Insomma, una pista albanese mai di fatto approfondita, dice Crea, nonostante la presenza di intercettazioni a tratti inquietanti. Ma nell'arringa ci sono riferimenti anche ai casi di Garlasco e Amanda Knox, in particolare alla sentenza di Cassazione che annullava la condanna della studentessa statunitense accusata del delitto di Meredith Kercher. L'assenza del movente in un procedimento, in un processo indiziario, era un elemento significativo per portare all'assoluzione dell'imputata. Questo l'avvocato Crea. Torniamo alla cronaca, ai coloro che vanno nei cimiteri a profanare le tombe. Sentiamo ancora Cristian Arboi. Un rammarico, una tristezza, un dolore, guardi, perché proprio hanno profanato la tomba di mio marito. Ecco, profanato, guardi, questo sì. Questo, guardi, ve lo dico col cuore, perché se fossero venuti forse in casa avrei avuto meno dolore. Vedere così proprio non è possibile, non è possibile. Non si dà pace a Annalisa Casellato dopo che la tomba del marito nel cimitero di San Lazzaro a Treviso è finita per l'ennesima volta nel mirino di gente senza scrupoli, ladri di fiori senza rispetto né pietà. Domenica mattina, come al solito, sulle 8:30 meno un quarto alle 9, mi avvicino, vengo e ho visto, guardi, una cosa terrificante. Le piante portate via completamente e soprattutto, oltre al danno, la beffa, mi avevano messo 2 piante di gerani messe là proprio così. Questo penso sia successo 10 minuti prima, non di più, perché si vedeva proprio la terra mossa velocemente e anche messa così la tomba tutta sporca, tutta bagnata, tutta cosa. Quindi lei, quando è arrivata, ha trovato un vero e proprio disastro? Guardi, mi sono sentita male perché ho detto no, non è possibile queste cose. La signora Annalisa ha deciso di metterci la faccia e denunciare quanto accaduto. La segnalazione è stata fatta sia in questura sia presso gli uffici di Contarina. Ci sono le telecamere alle 2 entrate, a San Lazzaro e ad Osson. Dopodiché dice che i camposanti sono liberi, non c'è nessun controllo. Servono più telecamere e fototrappole interne, la convinzione di Annalisa, che si rivolge direttamente al primo cittadino. Signor Sindaco,
io le voglio bene, lo apprezzo, lo stimo e lo seguo sempre. E cerchi anche lei di fare qualcosa, di cercare non so, lei che sa più di me, insomma, ecco, di aiutarmi, perché non solo io penso, non sarò solo l'unica. E anche i disabili nel mirino dei ladri. Sentiamo Paolo Piccoli, ipovedente, al quale è stato rubato il tandem, unico mezzo che aveva per praticare sport insieme alla sua guida. Beh, un tandem rosso di marca Bottecchia, un modello appunto vecchio che avrà dai 40 ai 50 anni, è un pezzo unico. Era il mio contatto con la natura, l'unica cosa che rimaneva del contatto della natura. Per Paolo il tandem rosso rappresentava la sua unica possibilità di poter correre in bici in mezzo alla natura. Qualcuno però glielo ha rubato. Il furto è avvenuto lo scorso fine settimana ad Este, dove Paolo Piccoli abita. Per me è l'unica maniera per andare in bici. Dopo che ho perso la vista ho perso tutte le libertà, prima la macchina, poi la moto, che è quello un po' che mi è dispiaciuto, e poi la bici, che era rimasta l'unico ancora che avevo un po' di vista e riuscivo ad andare in bici. Poi adesso che sono purtroppo è maturata la cecità e ho a piedi con qualcuno che mi accompagna. Ipovedente da anni, Paolo riusciva a praticare sport grazie al tandem e agli amici che lo accompagnavano. La bici è molto particolare e riconoscibile. L'ultima volta ho visto ieri mattina che non c'era, quindi l'avranno presumibilmente portato via nella notte tra sabato e domenica, o al massimo tra venerdì e sabato. Chiunque vedesse in giro il tandem rosso può rivolgersi ai carabinieri di Este o contattare Paolo Piccoli attraverso la sua pagina Facebook. Intervista di Valentina Visentini. Adesso sentiamo Chiara Gaiani su un altro furto odioso, cioè quello ai danni di Gloria Lorenzetti, atleta paralimpica nazionale di tiro con l'arco e scherma. Ho visto tutta la macchina smembrata, diciamo, smontata. La macchina mi serve con il cambio automatico e ha gli ausili, e ha un'inversione di pedale, quindi ho l'acceleratore sulla sinistra, ed è una cosa che va fatta sulla macchina. Ecco cosa resta dell'auto di Gloria Lorenzetti, spogliata di navigatore, radio e anche del cambio. Amara la sorpresa per l'atleta paralimpica nazionale di tiro con l'arco e scherma, che utilizza l'auto nella vita quotidiana ma anche per i suoi allenamenti. L'aveva lasciata in strada, come sempre l'atleta. L'auto è ribassata e non entra in garage. Mai avrebbe pensato di ritrovarsela così. Una sorte toccata anche ad altri veicoli per Perarolo di Vigonza, finiti nel mirino dell'ennesima banda specializzata nel furto di pezzi di ricambi. Il primo preventivo per la riparazione piuttosto pesante, da qui l'avvio di una raccolta fondi organizzata dalla famiglia di Gloria e sostenuta anche dal sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro. Oggi la comunità di Vigonza è rimasta sconvolta dal fatto che sia stata colpita, ed è ancora più grave, una persona che con quell'auto riesce ad avere una vita dignitosa e normale, e nonostante le sue difficoltà. Quindi, partita la raccolta fondi, io ho aderito anche personalmente. La raccolta fondi è stata aperta sulla piattaforma GoFundMe. Grande l'affetto dimostrato in queste ore attorno a Gloria Lorenzetti, che fa parte del gruppo Obiettivo 3 di Alex Zanardi. Molti si sono offerti di aiutarla negli spostamenti. Del resto Gloria si allena 5 giorni a settimana e anche lunedì stava per andare in campo. La grinta non le manca, per fortuna, e Gloria Lorenzetti già pensa ai prossimi impegni sportivi. A luglio ho i campionati italiani para che si terranno a Rovereto, quindi diciamo il mio obiettivo è quello. È stata presa una coppia di ladri che era specializzata in furti in gioielleria, che viveva a Cadoneghe.
Dal centro storico di Venezia, scappati da una gioielleria con un anello in oro e diamanti del valore di 6.000 euro, a un'abitazione di Vigonza dove avevano sottratto denaro e gioielli in oro per 7.000 euro, passando per un furto a Padova, altri 10.000 euro da una gioielleria per toccare poi Quarto d'Altino Venezia, Sacile nel Pordenonese con un colpo in un laboratorio orafo da 4.500 euro, ma anche Lonato del Garda nel Bresciano. Sono 7 i colpi, furti aggravati, che i carabinieri di Padova hanno ricondotto a una coppia residente a Cadoneghe agli arresti domiciliari su disposizione del GIP, un'indagine nata dall'operazione che lo scorso marzo aveva portato alla scoperta di un orafo vicentino specializzato nel riciclaggio di oro e preziosi di provenienza furtiva, dove erano state indagate 74 persone. In particolare la coppia aveva studiato un accurato modus operandi, entrava nelle gioiellerie e fingeva di essere interessata all'acquisto di preziosi e poi, dopo aver distratto gli addetti, si impossessava di questi nascondendoli in una borsa. Azioni documentate attraverso le immagini registrate dalle telecamere delle gioiellerie colpite e dal riconoscimento da parte delle vittime. È stata fermata una banda accusata di un assalto ad un bancomat in provincia di Bergamo. 3 sinti residenti in Veneto sono stati arrestati con l'accusa di essere gli autori di un assalto ad un bancomat a Sarnico nella Bergamasca lo scorso 25 maggio. I 3 uomini sono residenti a Galliera Veneta nell'Alta Padovana, a Creazzo nel Vicentino e a Fanzolo di Vedelago. Un quarto complice è ancora in fuga. Lo sportello è stato fatto esplodere e sono stati rubati 23.800 euro. Tra loro c'è anche Mike Gabrielli, 48 anni, che 20 anni fa era tra i banditi che assaltarono la gioielleria Piras di Abano Terme. Rapina che finì nel sangue con l'uccisione di un rapinatore e la morte del gioielliere Gianfranco Piras. Gabrielli, all'epoca 28enne, fece i nomi dei complici che spararono, beneficiando di uno sconto di pena. Dopo 15 anni e 4 mesi uscì di carcere. Servizio di Francesco Rattaglia. Andiamo a Vicenza, dove c'è ancora tensione dopo gli ultimi episodi di aggressione e di atti vandalici ai danni dei commercianti. Carlo Alberto Inghilleri. Alta tensione in centro storico, aggressioni, atti vandalici, spaccio di droga. Commercianti e cittadini chiedono più sicurezza. Solo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, si contano diversi episodi, dalla porta rotta da un pugno in una pasticceria di Piazzetta Palladio, a pochi metri dalla centralissima Piazza dei Signori, alla giovane mamma minacciata di morte a Campomarzo da uno straniero irregolare, fino al senzatetto magrebino che ha distrutto l'allestimento esterno di una bottega di Corso Fogazzaro con la commerciante che, terrorizzata, si è barricata dentro al suo negozio. C'è molto lavoro per le forze dell'ordine che pattugliano il centro storico e i quartieri, intervenendo con tempestività dove c'è bisogno. Non è un caso che siano stati intercettati prontamente dalla polizia locale i giovanissimi che hanno accerchiato, picchiato e derubato un corriere in piazza Castello qualche giorno fa, così come lo straniero irregolare che ha minacciato la giovane mamma a Campomarzo, che è stato rintracciato ed espulso dall'Italia. L'ultimo individuato è il magrebino che ha terrorizzato la commerciante di Corso Fogazzaro. Gli agenti delle volanti della Polizia di Stato hanno rintracciato il 35enne e il questore ha firmato il Daspo Willy. Per l'immigrato scatta il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici e i locali che si trovano in centro storico. La commerciante vittima dello straniero ringrazia. Ringrazio il questore per questo immediato provvedimento che ha preso nei confronti dello straniero, il quale comunque sta passando a debita distanza, e non nascondo che in ogni caso mi provoca un po' di agitazione. Ha paura la commerciante che ha subito l'aggressione, vede ancora girare il suo aggressore, ma lui non può entrare e nemmeno fermarsi davanti ai negozi o ai locali del centro storico. Se lo facesse, per lui scatterebbe la reclusione da 1 a 3 anni. Inoltre è stata avviata la revoca del permesso di soggiorno. Dall'inizio dell'anno il questore ha già emesso 75 ordini di allontanamento da Vicenza e dai comuni della provincia, oltre a 46 Daspo Willy, 36 le espulsioni. Insomma, le forze dell'ordine sono presenti. Io voglio anche ringraziare personalmente la polizia locale, perché sono persone meravigliose, sono molto attenti ai cittadini, si danno molto da fare, stanno girando moltissimo in centro storico. Anche nei miei confronti ho avuto una grande protezione, di questo sono molto grata alla polizia locale.
E restiamo a Vicenza in diretta, andiamo da Luisa Bertini e Simone Squarcina perché c'è ancora dei gradi di sicurezza soprattutto nella zona di Campomarzo. Sentiamo in diretta, l'avevamo, non ce l'abbiamo più, allora riusciamo a ripristinare il collegamento oppure no? Allora per ora diamo il degrado. C'è Fusetti? Ah, benissimo, allora c'è Federico Fusetti da Limena, c'è una polemica scoppiata a Limena perché in un opuscolo di donne illustri è spuntata anche Giorgia Meloni. Federico, raccontaci tutto. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Sì, come hai detto, l'assessore Paccagnella, l'assessore dell'istruzione di Limena, va nelle scuole, va alle elementari, quindi la primaria come si dice tecnicamente, mostra ai ragazzini questo libretto che racconta le storie di 12 donne illustri che hanno un po' fatto la storia del nostro paese, la prima senatrice, la prima presidente del Senato, la prima premier Giorgia Meloni, e qui scatta la contestazione. Una maestra contesta duramente l'assessore e ne nasce insomma un qui pro quo, perché alla fine viene definita un'incomprensione, ma la contestazione c'è e avviene soprattutto davanti ai ragazzi, quindi un episodio sicuramente spiacevole. Il sindaco sta minimizzando, noi come si fa in questi casi si cercano i protagonisti della vicenda. Siamo venuti con Cristian Roccaiende qui in comune a Limena e abbiamo incrociato l'assessore che stava uscendo e andando, tra l'altro sorrido perché stava andando alle scuole medie per proseguire la sua iniziativa, non certo per interromperla. Quindi l'assessore Paccagnella va avanti per la sua strada, anzi nell'intervista che adesso vi facciamo sentire dice anche che si aspetta delle scuse, è pronta a chiarire, ma insomma non fa passi indietro, e il fatto che ci fosse Giorgia Meloni tra queste donne illustri è un dato di fatto, dice, quindi una polemica politica che questa maestra ha sollevato indebitamente. Quindi sentiamo insieme l'intervista e poi la linea può tornare allo studio. Assessore, lei sta presentando nelle scuole un'iniziativa legata alle donne illustri del nostro paese, è stata alle elementari, però insomma, siccome tra queste donne c'è anche Giorgia Meloni, a quanto pare ha ricevuto una contestazione politica. Com'è andata e cosa risponde? Guardi, io sono un po' dispiaciuta da quello che è successo, sono sempre qui pronta e disponibile per chiarirci, perché insomma io ho massima stima nei confronti di tutte le insegnanti e chiaramente anche della scuola, dove abbiamo indirizzato questo progetto molto importante in cui raccontiamo storie di donne che hanno fatto la storia, che hanno fatto la differenza, che hanno raggiunto un primato, un risultato, e quindi credo che sia insomma un tema importante da raccontare ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, e mi dispiace insomma che c'è stata questa incomprensione, mettiamola così. Giorgia Meloni è una donna che ha rotto il tetto di cristallo, perché è il primo presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica Italiana, e quindi l'abbiamo menzionata insieme ad altre donne che hanno raggiunto dei risultati in politica importanti. C'è anche Tina Anselmi, c'è anche Nilde Iotti, con una biografia scritta dettagliata della loro storia politica, e dove nessuno insomma ha avuto da ridire. Quindi io spero e mi auguro che questa cosa venga chiarita. Da parte mia massima disponibilità, e mi dispiace che questo sia venuto davanti a dei bambini che invece sono molto entusiasti, anche i nostri ragazzi, di aver ricevuto e di ricevere, visto che oggi andremo anche nelle scuole medie, questo opuscolo per parlarne a casa e per parlarne con gli insegnanti. Di cosa l'ha accusata questa maestra? Non mi va molto di rientrare insomma in quello che è successo, evidentemente ha avuto un punto di vista diverso che abbiamo chiariremo, spero. Io ripeto, sono sempre qui disponibile. È un dato oggettivo, è un dato storico che il presidente Meloni è il nostro presidente del Consiglio. A me a scuola insegnavano che era il capo dello Stato, che era il presidente del Consiglio, e quindi credo che insomma i ragazzi che hanno subito riconosciuto in maniera così molto naturale Giorgia Meloni nel libretto sono stati catturati da queste immagini, forse è stato interpretato male. Io ripeto, sono qui, sono disponibile e aspetto anche delle scuse.
questo non vi fermerà, cioè nel senso che l'iniziativa continua nelle altre scuole come programmato. L'iniziativa continua nelle altre scuole, è un'iniziativa concordata con la stessa istituzione scolastica, che è ben contenta oggi di accogliermi e di parlare ai ragazzi di queste storie di donne senza nessuna polemica, che noi siamo i primi a non voler fare. È stato un brutto episodio, ripeto, sono un po' amareggiata per quello che è successo, però noi andiamo avanti e crediamo molto nell'importanza di questo progetto da divulgare nelle nuove generazioni. Grazie a Federico Fusetti, a Cristian Rocche e a Allende. A proposito di nuove generazioni, vediamo un'altra rissa a Conegliano, un ragazzo ferito da un lancio di una bottiglia che è stato ricoverato in ospedale, sono in corso le indagini. Un'altra rissa a Conegliano. Nella tarda serata in via Pittoni, tra l'istituto IPSI e la stazione dei treni, si sono affrontati alcuni ragazzi, tutti maggiorenni, di nazionalità italiana, marocchina e senegalese. Uno dei giovani è però rimasto ferito in modo abbastanza serio dal lancio di una bottiglia ed è stato soccorso dai sanitari del SUEM 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria dei Battuti. Le indagini sono comunque in corso. Yuri Dorian Gray, educatore titolare di alcune palestre dedicate al benessere, ha sul punto le idee molto chiare. I social, la minore autorità di genitori e insegnanti sono la causa del problema ed infine la totale impunità dei giovani che non hanno più paura delle punizioni che spesso o non arrivano o sono blande. Io devo aver paura per non combinare casini, perché se io combino il casino e dopo so che comunque non ci rimetto, perché io non devo farlo? Perché ormai farlo vuol dire diventare virale sui social. Esatto, questo attira. Tu lo fai perché dopo ti guardano in tanti e purtroppo è vero, cioè chi fa casini diventa virale. Allora io dico, partire dai genitori con più potere, perché a me hanno scritto tanti genitori e mi hanno detto: ma Yuri, ma come devo fare? Io so benissimo come è mio figlio, ma se io gli do 2 schiaffi, questo mi denuncia e me lo portano via. E quindi cosa consigli? Consiglio, la politica serve a qualcosa, quindi devono dare potere ai genitori, perché i genitori non penso che c'è qualcun altro che pensa più ai figli degli altri, quindi il genitore è prima persona che vuole il bene del proprio figlio, bravissimo. Dopodiché dare potere agli insegnanti, alle scuole e soprattutto alle forze dell'ordine. Non è accettabile che nel 2025 noi dobbiamo sputare e saltare sopra le macchine delle forze dell'ordine. Non esiste in nessun paese questo. Servizio di Elena Dal Forno. Adesso andiamo in diretta a Vicenza da Luisa Bertini e da Simone Squarcina, perché c'è l'ex sindaco di Vicenza Francesco Rucco, degrado, insicurezza a Campomarzo. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in una zona a pochi passi da Campomarzo, via Torino, zona molto spesso al centro dei temi relativi al degrado e all'insicurezza che viene percepita dai cittadini proprio per i bivacchi, gli scambi sospetti, insomma giri sospetti appunto che notano i cittadini e che pongono all'attenzione. Oggi siamo qui con l'ex sindaco Francesco Rucco, che ha attivato una serie di incontri proprio con i cittadini. Oggi abbiamo incontrato quelli di via Torino e una serie anche di misure e di proposte. Sì, noi abbiamo voluto dimostrare in queste ore, lo faremo anche nelle prossime settimane, l'ho voluto personalmente, di andare nei quartieri e dimostrare che la situazione di insicurezza e degrado è reale a Vicenza, non è assolutamente solo una percezione del cittadino. I cittadini cominciano a scendere in strada perché sono esasperati dalla presenza di sbandati, di spacciatori, di pericolo, per allontanare queste situazioni. Ecco, lei ha incontrato, proprio a proposito di scendere in strada per riappropriarsi dei quartieri, lei ha incontrato quelli di via Napoli, via Battaglione Monteberico, che proprio fanno queste passeggiate serali, e la proposta tra l'altro è anche quella di farle qui in questo quartiere. Sì, loro sono scesi in strada, fanno delle passeggiate, però capite che quando scendono in strada anziani che sono esasperati diventa anche un pericolo per le persone, per la loro incolumità. E l'incolumità deve essere garantita dalle forze dell'ordine, dall'amministrazione comunale, dal sindaco, che gira lo sguardo da un'altra parte dicendo che non è una sua responsabilità. Questo è inaccettabile. Noi
daremo dimostrazione della situazione che Vicenza sta vivendo in questi mesi, in quest'ultimo anno e mezzo, e soprattutto daremo anche delle proposte concrete. Una su tutte, ad esempio, nella via appunto di Battaglione Monteberico, dove si è riversata tutte quelle persone che delinquono dopo la recinzione messa a Campomarzo. Si sono spostati sotto le case, spacciano, consumano droga alla luce del sole. C'è bisogno di un presidio permanente di polizia locale, fisso, per un periodo di tempo che possa allontanare queste persone. Questi sono gli strumenti, come lo strumento del DASP urbano e la volontà politica, soprattutto, come stanno facendo molti sindaci sul territori comunali, Treviso è un esempio, ma anche Firenze, utilizzare controlli del territorio con le forze di polizia anche locale, utilizzare gli steward urbani, quindi la vigilanza privata, perché si possa dare più sicurezza ai cittadini. Ecco, le abbiamo sentite queste le proposte per sollevare i cittadini dal degrado che segnalano continuamente. Per il momento è tutto da Vicenza. Grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina, l'ex sindaco Francesco Rucco. Ieri varato tra le proteste dell'opposizione, c'è stato anche un sit-in nell'aula del Senato del centro-sinistra, varato il decreto legge sicurezza. Ieri ne ha parlato anche il presidente Luca Zaia, sentiamo cosa ha detto. È un momento di soddisfazione. Poi all'università il nostro professore di statistica diceva: guardate, quando la statistica è una roba strana, perché quando dici che gli italiani mangiano un pollo a testa, poi c'è chi ne mangia 10 e chi non lo vede mai. Quindi lascia sempre il tempo che trova, però è ovvio che è indicativo il fatto che già da 14 anni sia sempre al primo posto. Penso che questo sia un lavoro di squadra, con la mia squadra, con la squadra dei Veneti, e risultati come quello delle Olimpiadi e altri risultati non si sarebbero raggiunti se non ci fosse l'autorevolezza che viene fuori per questa ragione. L'approvazione oggi del DDL sicurezza è positiva? Sì, guarda, si va sempre nella direzione che non basta ma aiuta, nel senso che io lo vedo positivamente, non lo vedo come un aspetto negativo, e vedo un paese che vuole sempre più risolvere questi problemi. I problemi dell'ordine pubblico non si devono affrontare come macrocriminalità e microcriminalità, esistono i criminali, e penso che sia doveroso dare un segnale. Quando si va nella direzione di dare questi segnali, che sono vicinanza ai cittadini e vicinanza per arrestarli e per punire chi si comporta male, è sempre la buona direzione. Così ieri il presidente Luca Zaia, e sul decreto sicurezza abbiamo parlato ieri sera a Focus con i nostri ospiti e tanti messaggi arrivati dai telespettatori. Sentiamo cosa ha detto tra gli altri ospiti Giuseppe Montuori, che è stato segretario di Fratelli d'Italia in provincia di Treviso. Di Treviso abbia portato avanti una così importante riforma che introduce sì 11 nuovi reati, inasprisce anche altri reati, le pene per altri reati, perché dobbiamo sempre ricordarci che la pena ha una funzione deterrente. Che si continui nel loop, che è quello che dice che noi mandiamo le persone in carcere e queste delinquono, è la giustificazione per il fatto che non dovremo mai inasprire le pene e andare su modelli. Viene citata la Svezia ha 10 milioni di abitanti contro i 60 milioni dell'Italia. Aggiungo anche un dato così caratteristico: in Italia il 30% della popolazione di carceraria è immigrata, quindi noi abbiamo aggiunto alla nostra popolazione carceraria anche quella proveniente da altri paesi. È evidente che questo è una somma di reati che sono in più rispetto a quelli che già gli italiani commettevano. Detto questo, come non si può essere orgogliosi di una riforma che prevede che gli anziani che vengono truffati siano poi rassicurati dal fatto che c'è una pena superiore a chi li truffa, che i poliziotti non possono essere picchiati perché stanno facendo il loro dovere, la baggianata delle manifestazioni, che è una vera baggianata, perché nessuno vieterà mai nessuna manifestazione che venga fatta secondo i crismi della manifestazione. Diverso è il poveraccio che un giorno decide di andare a lavorare e si trova una strada bloccata perché qualche imbecille decide che quello è il modo di manifestare, e non, svegliandosi la mattina,
cittadina decide di stendersi lungo una strada e di manifestare, quindi ben venga anche quello, che non impedisce assolutamente di poter manifestare a nessuno, stabilisce semplicemente che tu non occupi una strada, una ferrovia, perché ci sono i mezzi di trasporto che permettono alle persone di andare a lavorare, di spostarsi e di avere la loro vita normale. Altro aspetto di questa riforma è quello legato al fatto che se noi stiamo facendo delle opere, vediamo la TAV, vediamo il ponte sullo Stretto di Messina quando verranno avviati i lavori, non è possibile dover bloccare le forze dell'ordine per giorni e giorni interi, spendendo un mare di risorse dei cittadini, perché questi vanno lì a manifestare perché protestano spaccando e rompendo. I reati anche contro il patrimonio che devono essere inaspriti, perché il patrimonio lo paghiamo tutti noi cittadini con le nostre tasse. Quindi queste sono semplicemente delle norme che vanno nella direzione di quello che i cittadini vogliono un po' più di ordine, un po' più di sicurezza e un po' più di tranquillità. Oggi Allora, questo era Giuseppe Montuori ieri sera a Focus. A proposito di rompere e spaccare tutto, vediamo l'area verde di via Trentino in quartiere Rondò Brenta a Bassano del Grappa, che torna al centro delle cronache per l'ennesimo atto vandalico. Sentiamo Mirko Cavallin. Ancora una volta il parco di via Trentino in quartiere Rondò Brenta è al centro di episodi di vandalismo. L'ultima vittima, la fontanella dell'acqua potabile, ma è solo l'ultimo caso di una lunga serie di disagi che anche i residenti denunciano. È già da un parecchio tempo ormai che queste cose succedono anche secondo me di peggio quando si trovano vetri rotti di bottiglie, roba così, panchine ormai sono tutte distrutte, però il problema è, come dicevo anche a altre persone, che purtroppo fanno quello che vogliono anche di giorno e non si fa niente, cioè la polizia passa, anche perché l'ho vista qualche volta passare, sono anche fermati, però questi atti di vandalismo continuano comunque. Evitare che succeda il peggio. Per evitare che succeda il peggio bisogna prevenire il discorso. Se mettiamo dei bei lampade e roba del genere, dopo ogni anno che abitiamo qua, naturalmente controlleremo cosa succede. Di questo parco ci eravamo già occupati più volte in passato e la situazione continua ad essere degradata per lo stato delle panchine, per i rifiuti abbandonati, per la situazione generale della vegetazione che copre addirittura il cartello di ingresso. L'area è sicuramente frequentata, ma risalire ai responsabili degli ultimi vandalismi non è facile. È difficile dire chi, perché bisognerebbe coglierli sul fatto, vedere chi sono. Certo, da soli non si verificano questi disagi, queste rotture, queste panchine rotte, la fontanella addirittura nuova, questa di oggi, mai vista prima. Non succede da solo questo, neanche penso sia un anziano che cammina col bambino, col nipotino o un genitore. Sicuramente c'è qualcuno che fa questo per noia, per divertimento, non lo so. Mi passo per la strada perché faccio la passeggiata a sera e sento chi c'è dentro che tocca più a casa. Non li vedo, vorrei vederli. Ecco, questo è il discorso. E se li vedo, allora so anche cosa stanno facendo, ma se non li vedo non lo sappiamo. Al 51esimo stormo di Strana, fino al 13 giugno, i velivoli F-18 dell'aeronautica svizzera per un importante addestramento interforze. Per noi sul posto stamattina c'erano Daniela Sizia e Tommaso Migot. Ci troviamo all'interno dell'aeroporto del 51esimo stormo di Strana in compagnia del generale Marco Lant, comandante delle forze di combattimento. Intanto buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti voi. E il comandante del 51esimo stormo Fabio De Luca, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Dunque, siamo qui per un addestramento italo-svizzero, ci sono anche coinvolti come supporto anche gli americani. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di continuare a collaborare con il personale svizzero. Abbiamo qui 6 F-18 che sono gli aerei in questo momento in forza agli svizzeri. Abbiamo ovviamente delle procedure che dobbiamo rodare costantemente che ci permettono di fare un passaggio di consegne di velivoli che eventualmente dovessero invadere il nostro spazio aereo. Sono delle procedure che abbiamo scritto insieme e che ogni anno cerchiamo di praticare e rodare per assicurarci che i coordinamenti siano perfetti. È una forza armata estremamente professionale con cui già l'anno scorso con la prima edizione abbiamo collaborato in maniera molto positiva.
Comandante, ci saranno proprio delle simulazioni vere e proprie? Sì, abbiamo un processo di difficoltà crescente di missione. Abbiamo cominciato con delle, tra virgolette, semplici missioni 1v1 e in questa seconda settimana invece faremo delle missioni più complesse che peraltro, considerato l'alto numero di velivoli, ci permettono di creare degli scenari decisamente più paganti dal punto di vista addestrativo. Ecco, generale, siamo in un momento fra l'altro internazionale molto difficile e molto delicato. È un momento complesso, lo sappiamo, ed è proprio per questo che esercitazioni come queste sono funzionali a mantenere la capacità di air policing, ovvero di sorveglianza di tutti i nostri spazi aerei, non solo qui in patria ma anche nello spazio esteso di tutta l'Alleanza Atlantica. Ricordiamo che la nostra Forza Armata, l'aeronautica militare collabora e contribuisce attivamente a questa attività con le operazioni di air policing dall'Islanda ai Paesi Baltici alla Romania, e fra l'altro in Romania adesso c'è proprio uno schieramento di nostri aeroplani guidato dal 51esimo Stormo che contribuisce al dispositivo di sorveglianza che abbiamo sul fianco est. Quanto è importante coinvolgere proprio anche gli altri paesi, soprattutto quelli vicini? È estremamente importante per costruire, consolidare e cementare delle procedure che devono essere senza soluzione di continuità, per far sì che il nostro spazio aereo sia uno spazio aereo completamente integrato, nel quale venga assicurata la massima flessibilità nella gestione appunto del servizio di sorveglianza. Lavorare insieme con diversi assetti di diversi paesi contribuisce proprio a cementare questa collaborazione. Comandante, come ultima domanda, quanti velivoli, quanti uomini sono coinvolti in questa esercitazione? Abbiamo 57 unità di personale e 6 velivoli per circa 18 sortite al giorno, esclusivamente per gli svizzeri, e tra le 10 e le 12 nostre, quindi un volume di attività importante che ci permette di trarre il massimo profitto da questo periodo speso insieme, da addestrarci. Grazie davvero, grazie generale, grazie anche al comandante. Da Istrana è davvero tutto. Grazie molto a Daniela Sizia e Tommaso Migot da Istrana, e vediamo la 3 giorni di incontri per rafforzare la collaborazione tra il mondo civile e il mondo militare di fronte alle emergenze. Venezia ospita il 18° summit dei comandanti CIMIC, reparto interforze della NATO. Noi veniamo fuori da un ventennio in cui abbiamo lavorato molto in quello che tecnicamente si definisce il non-Article 5, cioè tutte quelle operazioni di supporto alla pace e per la stabilizzazione dei paesi. Oggigiorno non guardiamo solo a quello, guardiamo anche alla capacità di mantenere proprio la sopravvivenza dei paesi qualora dovesse esserci qualche problema. In uno scenario internazionale in continua e a volte drammatica evoluzione, Venezia ospita la 18ª conference di CIMIC Unit Commanders. CIMIC è un acronimo inglese che sta per Civil Military Cooperation, vale a dire cooperazione civile militare. Si tratta di un reparto interforze multinazionali a guida italiana della NATO, l'Alleanza Atlantica. A Venezia si confrontano comandanti CIMIC di oltre 20 nazioni. Abbiamo seduto al tavolo a parlare con i militari dei rappresentanti delle aziende civili, sono tutte aziende strategiche del paese che si occupano di quelli che sono i principi cardine di un paese quando funziona bene e lo fa nei principi della democrazia. E quindi questo continuo ricercare dialogo, coordinamento e cooperazione è quello che un po' ha cambiato il focus delle forze armate, avendo appunto consapevolezza che da soli non si va da nessuna parte, ci vuole anche il contributo di tutta la società per reagire alle crisi. Collegare o rafforzare il collegamento tra mondo civile e militare può non essere sempre operazione facile, ma il processo avviato nasce dalla consapevolezza della crescente importanza che può rappresentare il fare rete di fronte a possibili situazioni di emergenza. In questo panorama di sicurezza in cui le situazioni sono molto in evoluzione è importante avere un dialogo continuo con i civili per capire quali sono le potenzialità che possono essere messe in campo qualora ci dovesse essere la necessità di passare a uno stato di resilienza del Paese per garantire i servizi essenziali alla popolazione e una continuità di governo e tutto quello che siamo abituati a godere oggigiorno in piena democrazia.
Servizio di Filippo Fois, il maltempo di aprile, lo stato di emergenza nazionale, ci sono stati sopralluoghi da parte del Ministero già a metà giugno e un incontro dei sindaci della Valle del Lagno e del Chiampo a Roma con il Ministro per l'Ambiente Musumeci. Delegazione vicentina dai 7 sindaci della Valle del Lagno e del Chiampo, territori martoriati dal maltempo del 17 aprile e segnati da danni pesanti e dalla tragedia, la perdita delle vite di padre e figlio a seguito del crollo parziale del Ponte dei Nori. Sono stati accolti a Roma dal Ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci un pressing sulle istituzioni centrali per accelerare l'iter per il riconoscimento dello stato di emergenza, richiesta che ha avuto riscontro e seguito. È emerso dall'incontro che già da metà giugno prenderanno il via i sopralluoghi congiunti dei tecnici del Ministero con i tecnici della Regione necessari per la validazione dello stato di emergenza e quindi per il riconoscimento dei danni. Adesso il Ministero ci ha confermato che lo stato di emergenza nazionale è stato richiesto il 29 di maggio, quindi sollecitamente Regione e Ministero si sono accordati per più o meno metà di giugno fare un sopralluogo congiunto e valutare poi appunto lo stato di emergenza nazionale che consentirebbe per il Consiglio dei Ministri, che è l'organo deputato, un primo sblocco di fondi che sarebbero veramente importanti per il territorio. I sindaci, in attesa si riconoscano i fondi per la ricostruzione, hanno evidenziato la situazione drammatica di un territorio che ha subito milioni di euro di danni. Hanno evidenziato come il territorio abbia subito danni stimati in oltre 39 milioni di euro, dei quali 25 milioni subiti dai comuni, 4 milioni e 400 da privati e attività commerciali e oltre 9 milioni dai vari enti. Valdagno la più colpita tra le città dell'Ovest vicentino. La stima dei danni al patrimonio pubblico del comune è di 12 milioni di euro, di cui il ponte vale circa 5 milioni. La parte di danni ai privati e alle attività economiche vale circa 2 milioni e 300 mila euro. Questi qui sono i danni riscontrati a Valdagno. Servizio di Luisa Bertini, andiamo in pubblicità con Italo Morao e Andrea Basso, torniamo subito, state con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, Luca Zaia, presidente del Veneto, il governatore italiano più gradito, seguito da Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, e quanto emerge da un sondaggio di SVG, i cui risultati sono pubblicati dall'ANSA. Zaia ottiene il 70% del gradimento e Fedriga il 64%. Segue la new entry dell'Umbria, Stefania Proietti al 53%. Al quarto posto il forzista Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, al 52%. Quinto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, anche lui al 52%, ma in calo di 4 punti rispetto al 2024. Tra i primi 5 governatori, dunque, ce ne sono 3, Zaia, De Luca e Fedriga, che sono già al secondo mandato e che quindi a regole vigenti non potranno ricandidarsi. E dovrebbero essere il 16 novembre prossimo le elezioni regionali, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto sull'ipotesi che i candidati presidenti siano nominati non prima di settembre. Sentiamo cosa ha detto ieri sera Riccardo Barbisan, che è il vice segretario regionale della Lega. Tutto ordinario, ma è stata messa sul piano politico dalla maggior parte delle forze presenti in Parlamento. Come tutti sanno, noi siamo contrari a questo stop per i mandati, crediamo che siano solo i cittadini a dover decidere se uno può continuare o non può continuare. Posso dire, e questa è la nostra opinione, non è che ne dobbiamo fare una battaglia o qualcosa che divida il centrodestra, però rimaniamo anche, come si può dire, convinti che in democrazia debbano essere sempre i cittadini ad avere l'ultima parola, anche perché si conoscono casi di persone che hanno lungamente governato un mandato dietro l'altro, si conoscono casi di governatori mandati a casa dopo il primo mandato e pertanto
per come la vedo io, non è vero che la ricandidatura dopo un mandato già espletato sia per forza qualcosa che ti porta automaticamente ad essere eletto, ad avere un vantaggio. Questo è per come dire, per come la penso. Credo che questa ricostruzione, adesso io non so, guardi, non l'ho neanche letta, quindi non vorrei dare addosso a nessun giornale che l'abbia fatta, però sia così poco plausibile, nel senso che la Corte Costituzionale andrà a decidere per regioni o province autonome che hanno una competenza sul procedimento e sulla legge elettorale diversa da quella delle regioni a statuto ordinario, che pure hanno una competenza in materia elettorale ma non esclusiva, quindi solamente concorrente con lo Stato e non esclusiva come per le regioni a statuto speciale. Per quello che posso capire io, se mi dovessi lanciare in una previsione che nessuno mi ha chiesto, direi che la Corte Costituzionale andrà verso la bocciatura del terzo mandato anche per le ragioni a statuto speciale, perché nelle motivazioni della sentenza per la Campania si intravedono dei principi generali che la Corte avrebbe inteso così, senza convincermi, ma insomma avrebbe inteso così conservare, che sarebbero applicabili secondo la loro lettura del caso anche alle regioni a statuto ordinario. Quindi non credo che l'eventuale spostamento a settembre di quando verranno scelti i candidati sia dovuto a questo. Riccardo Barbisagni ieri sera a Focus, e torniamo alla cronaca. Il neovescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Riccardo Battocchio, ha incontrato la stampa per la prima volta dal suo insediamento. Tra i temi sul tavolo anche l'argomento più spinoso, quello delle suore in fuga dal monastero di San Giacomo di Veglia. Mi permetto di osservare che il modo di comunicare che vedo attuato da parte di chi ha scelto di uscire dal monastero non mi sembra disarmato e disarmante. Affronta subito la questione più spinosa il vescovo Riccardo Battocchio, insediato nella diocesi di Vittorio Veneto da poco più di una settimana, nel suo primo incontro con la stampa. Dopo aver dichiarato la non competenza giuridica diretta della sua diocesi sul monastero di San Giacomo di Veglia, ha però espresso lunghi pareri sulla vicenda delle monache fuggite il giorno di Pasquetta. E dopo aver dichiarato di non giudicare le scelte personali e di non aver gradito la loro modalità comunicativa, ha aggiunto altri dettagli. L'ordine cistercense e il dicastero, dove il dicastero oggi ha la competenza diretta, non hanno mai voluto chiudere il monastero. Questo è stato assicurato. Svela poi un altro elemento che fino a questo momento non si conosceva. So che a Suor Linea, alla Salvadessa, era stato chiesto di andare temporaneamente in un altro monastero per un'esperienza ulteriore di vita monastica in un'altra comunità, per approfondire anche la sua formazione, come è normale che accada. Non era una punizione, era un'offerta di aiuto, di accompagnamento, di studio rivolta a lei personalmente. Quanto alle sorelle fuggite o allontanate, il colpo di scena è che le 4 che avevano scritto la prima lettera di protesta contro Madre Alin saranno reintegrate. In passato recente sono state allontanate 4 sorelle che, a quello che mi si dice, torneranno in tempi abbastanza brevi in monastero. Il vescovo si è comunque detto disponibile ad un incontro con entrambe le parti, nello spirito del padre accogliente. Dopo essersi dichiarato un vescovo principiante, nel senso che deve apprendere tutto del suo nuovo incarico, ha elogiato la bellezza del territorio, ricchissima di vigne, e lanciato le linee programmatiche anche verso i giovani turbolenti che non devono essere lasciati indietro e a cui vanno dati spazi di espressione. Il servizio di Elena Dal Forno compie 10 anni, intanto la lunga notte delle chiese, una notte bianca con concerti, visite guidate e altro ancora all'insegna di una ritrovata spiritualità, una ventina gli eventi in programma il 6 giugno fra Belluno e Cortina d'Ampezzo.
sono oltre 160 le diocesi che partecipano, più di 200 chiese, più di 250 eventi, per cui un'iniziativa che cresce dalle comunità, diciamo dal popolo. Un modo nuovo di abitare i luoghi antichi, un'occasione per vivere i luoghi di culto attraverso concerti, riflessioni, spettacoli e momenti di silenzio. Il 6 giugno in quasi una ventina di chiese fra Belluno e Cortina ritorna per il decennale la lunga notte delle chiese, una notte bianca partita nel 2016 che coinvolge ogni anno decine di migliaia di persone. Belluno si conferma tra le più attive con un programma ricco di appuntamenti e chiese aperte fino a tardi. L'obiettivo è chiaramente quello di usare, diciamo così, il linguaggio della musica, dell'arte, della cultura, della bellezza per trasmettere un messaggio che è di evangelizzazione che ogni anno si struttura di un tema. Quest'anno il tema è Abbracciami. E il significato è profondo, ci spiega Monsignor Giacomo Mazzorana dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Belluno-Feltre. Il quadro che viene presentato come icona è quello di Rembrandt, in cui proprio c'è un Dio Padre che si fa incontro a un figlio che si era perso e che lo abbraccia proprio con tenerezza materna e paterna. Difatti Rembrandt presenta proprio le due mani, una maschile e una femminile, anticipando quello che in fondo era anche Papa Luciani, che diceva Dio è padre e madre. Il programma completo viene aggiornato di ora in ora online all'indirizzo lunganottedellechiese.com. Nata in sordina 10 anni fa sull'onda emozionale della Langenacht der Kirchen austriaca, l'iniziativa coinvolge i 2/3 delle diocesi italiane e tutte le confessioni unite in un abbraccio di spiritualità a Dio e agli altri con amore. C'è tanta arte dentro le chiese, no? Un'occasione per magari vederle in un modo diverso e anche per avvicinare chi appunto non frequenta la chiesa. Sicuramente un'occasione che mischia musica, cultura, arte, ma anche appunto turismo, per il motivo per il quale mi vede in prima persona a fianco all'associazione, alla diocesi per questa iniziativa come amministrazione comunale. L'evento è gratuito e aperto a tutti ed è sostenuto dal Dicastero della Cultura e dell'Educazione del Vaticano e dal Ministero dei Beni Culturali. Servizio di Tiziana Bolognani, musica ed eventi culturali contro il degrado. Andiamo in diretta a Treviso da Lina Paronetto. A te Lina. Ciao direttore, buongiorno. Il sindaco Mario Conte è ingestibile in diretta, stiamo cercando di farcela. Allora, siamo ai giardinetti di Sant'Andrea, senti la musica in sottofondo direttore perché è partito Sile Garden, sindaco. Siamo in una zona storicamente nota per frequentazioni insomma abbastanza complesse, c'è molto controllo in questa zona, sono anni che si cerca di riempire con eventi e anche con musica in questo caso che possa attirare turisti, visitatori, cittadini, residenti a frequentare questa zona. Sì, è un grande progetto che replichiamo, l'avevamo già sperimentato l'anno scorso, quest'anno lo riproponiamo perché da quando abbiamo portato l'arte, la cultura, la bellezza, le famiglie, i giovani, sono state praticamente azzerate le segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati per le presenze così un po' discutibili di questi giardini. Quindi siamo molto soddisfatti di questo progetto che inizia oggi. Invito tutti a partecipare perché questi sono progetti belli se poi sono partecipati. Partecipare vuol dire contribuire alla rigenerazione urbana della nostra città e lo facciamo all'insegna dello street food, del jazz, della bella musica e tante altre attività che verranno fatte di giorno e di sera. Ecco sindaco, è una giornata un po' particolare questa, nel pomeriggio lei avrà la famosa verifica di maggioranza per la polemica nata proprio sulle zone rosse, tra l'altro è qui presente ma preferisce oggi non parlare il consigliere Ciamini che è stato uno di quelli che ha detto estendiamo la zona rossa in via Collalto. Lei ha usato parole diciamo diplomatiche ma ferme, stop a queste polemiche e chi non ci sta con gli obiettivi della maggioranza fuori. Io credo che l'attività della maggioranza debba essere caratterizzata da proposte, idee, riflessioni realizzabili. Tutto ciò che viene messo nella stampa e non è realizzabile la vedo come una sorta di presa in giro nei confronti dei cittadini. Faccio un esempio al contrario. Ciamini è stato insieme a me tra coloro che hanno pensato che questi giardini potessero diventare luogo di cultura. È una cosa realizzabile, sì, l'abbiamo realizzata, sì, e l'ho ringraziato pubblicamente. Chiedere l'istituzione di altre zone rosse, l'allargamento, il cambiamento del nome sono cose che non competono all'amministrazione comunale e che il prefetto ha già chiaramente detto che non si può fare.
fare. Quindi continuare a parlare di zona rossa innanzitutto crea un danno alla zona rossa in sé, perché continuare a parlare in chiave negativa di quel quadrante di città non è corretto, ma soprattutto illudere altri cittadini che si possono mettere in campo altri tipi di iniziative che non sono realizzabili, la vedo come una sorta di mancanza di rispetto. Oggi ci troveremo per mettere la parola fine a questo tipo di comportamenti che non giovano a nessuno, ma anche per capire se c'è ancora la condivisione di un programma elettorale di una città che insieme abbiamo contribuito a far crescere. Sono convinto che troveremo un punto di sintesi importante, però non è una verifica di maggioranza, perché in realtà i numeri della maggioranza sono più che saldi, saldissimi. È fondamentale però capire se ancora la pensiamo tutti allo stesso modo. Senta, il suo vice in diretta da noi a Ring ha parlato di bulimia elettorale degli alleati di Fratelli d'Italia. Va bene, ci stiamo avvicinando a una tornata elettorale importante come quella delle regionali e quindi è anche un po' normale che ci sia questa voglia di mettere i puntini sulle i e piantare bandierine politiche. Io non l'ho mai impedito a nessuno, ci tengo a sottolinearlo, perché quando il capogruppo Bertolazzi mi chiedeva visibilità, mi chiedeva di poter presentare dei progetti o delle iniziative, ho sempre lasciato spazio anche agli alleati. Però prendersi degli spazi in modo un po' maldestro, francamente, a parte che non sono convinto che il risultato sia efficace, però è una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini. Allora io chiedo non tanto rispetto nei confronti del sindaco, che può esserci o non esserci, ma quantomeno nei confronti della città e dei cittadini sì, perché sennò diversamente prevale questa esclusiva voglia di consensi che però non fa bene alla città. Ecco, un ultimo passaggio, Sindaco, l'approvazione del decreto sicurezza che è stata anche contestata, insomma ci sono state anche delle proteste, l'avrà vista in Parlamento, abbastanza significative. È uno strumento in più per cercare di contrastare il degrado, la criminalità che opprime anche i centri storici? Ma noi vogliamo lavorare per città sempre più sicure, ce lo chiedono i cittadini. La sicurezza è forse il primo elemento di preoccupazione per i cittadini, quindi tutto ciò che può essere uno strumento aggiuntivo in mano alle nostre forze dell'ordine noi lo accogliamo con entusiasmo e ringraziamo il governo per questa iniziativa. Chiediamo anche maggior coraggio da un punto di vista legislativo, nel senso che vogliamo la certezza della pena e vogliamo anche, mi piacerebbe vivere in un paese dove chi commette un reato finisce in galera e se colui che commette il reato non è italiano lo va a scontare anche nel suo paese, visto che c'è il sovraffollamento delle carceri. Ecco, chiediamo anche da questo punto di vista e ci mettiamo a disposizione per aiutare il Ministro Nordio che ci sia un colpo di reni importante anche da un punto di vista normativo. Chi sbaglia deve pagare e chi paga deve pagare seriamente. Non bastano DASPO urbani e non bastano fogli di via, perché abbiamo visto a Treviso, così come in tante altre città, che con un foglio di via in tasca a certe persone non gliene frega niente e te li ritrovi ancora a delinquere nella città. Ne ha parlato già col Ministro Nordio? Ma col Ministro, che c'è un legame di amicizia e di stima sincera, ne parliamo ogni volta che ci incontriamo, la pensiamo peraltro allo stesso modo e quindi noi siamo a disposizione per aiutarlo a superare anche gli ostacoli che magari altre forze politiche mettono di fronte al tema della certezza della pena. Grazie al Sindaco Mario Conte. Con Edoardo Paris magari rifacciamo vedere questo inizio di manifestazione, musica appunto ai Giardini di Sant'Andrea, Sile Garden, proseguirà fino a settembre con l'intento, come abbiamo detto, di attirare turisti, cittadini per far rivivere questo spazio verde e allontanare un degrado che è storico purtroppo, anche se ci troviamo nel centro di Treviso. Noi con questo, direttore, restituiamo la linea allo studio. Grazie molte a Lina Paroletto e Edoardo Paris, ovviamente anche al sindaco Mario Conte, che tra l'altro è presidente dell'ANCI, associazione che raggruppa gli oltre 570 sindaci del Veneto. Sicurezza nelle città, ma anche sicurezza sulle spiagge durante le vacanze. Vediamo Ilaria Marchiori a Sottomarina.
L'ospedale di Chioggia fa scuola in America. Da qui a settembre 7 studentesse statunitensi della University of Kansas trascorreranno l'estate 5 ore al giorno in pediatria, chirurgia e ginecologia a Chioggia, affiancando le varie equip. Questo programma formativo si unisce al potenziamento estivo dell'emergenza urgenza con il progetto decennale Vacanze Sicure dell'Ulstre Serenissima. In questi anni siamo cresciuti, gli investimenti sono importanti, 1.300.000 euro e oltre è una cosa che vuol dire tanto, ma soprattutto vuol dire tante professionalità, tante competenze che si impegnano in questo periodo per dare il massimo soprattutto di sicurezza sui luoghi dove i nostri concittadini trovano un attimo di riposo durante l'estate. Con nuovi mezzi e attività, visori a panoramica amplificata, quad di soccorso, ambubike e sistemi diagnostici amplificati in ospedale. Sono solo alcuni dei 42 progetti realizzati, oltre al potenziamento dei trasporti secondari e mezzi di soccorso dedicati alla stagione estiva. Nelle spiagge sono stati istituiti 4 ambulatori infermieristici negli stabilimenti Ascot, Stella Maris, Astoria e Camping Smeraldo, più un presidio ambulanza a Isola Verde. In primis mette assieme tutta l'area delle urgenze e emergenza, potenziando i pronto soccorsi e gli ambulatori in spiaggia, e poi sul territorio va incontro alle problematiche di stagione, il caldo per gli anziani e la prevenzione in ambito sanitario, per capire esattamente quali sono le problematiche e creare una sanità migliore a misura del turista. Attivata anche la possibilità tra i villeggianti di proseguire l'attività di dialisi. Sono già 17 i pazienti fuori regione che ne usufruiscono in questo giugno. E poi i progetti in spiaggia con il cardiologo, sotto il sole con occhi protetti, litorale sicuro con la Capitaneria di Porto. Garantire ovviamente la sicurezza sanitaria è una questione veramente di primaria importanza, anche perché il turista che viene e sa che ci sono anche questi mezzi a disposizione per poter intervenire celermente e in maniera ovviamente professionale, fa ben sperare che ovviamente il turista possa rimanere tranquillo e comodamente a trascorrere le proprie vacanze. Allora vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza, scontro frontale con una pattuglia in Borghese dopo il malore, un'auto ribaltata, non abbiamo notizie di feriti o vittime, è successo in strada Pasubio. Bassano del Grappa, non c'è pace per gli alunni della scuola Pascoli e per le loro famiglie. Si prospetta da settembre un trasferimento dal Tribunale all'Istituto delle Canossiane in Viale dei Martiri, ma i genitori non sono d'accordo. Finora se ne sono stati buoni, hanno digerito la preoccupazione e la paura dei primi momenti dopo il crollo, poi si sono adattati appellandosi alla pazienza e alla rassegnazione, ma adesso la misura è colma e la soluzione che il Comune ha proposto ai genitori della scuola Pascoli per il prossimo anno scolastico ha provocato un'alzata di scudi. Ma vediamo che cosa è successo. Martedì pomeriggio c'è stata una riunione che ha visto seduti attorno allo stesso tavolo l'amministrazione comunale, la dirigente del terzo circolo Anna Rita Marchetti e i rappresentanti dei genitori. Al centro dell'incontro il futuro della scuola Pascoli, l'istituto dove lo scorso 31 gennaio si è verificato il distacco di una parte di soffitto di un'aula. Il sindaco Nicola Finco ha comunicato la volontà di voler spostare la scuola nei locali delle Canossiane in Viale dei Martiri, non essendo più disponibile da settembre il Tribunale, l'attuale sede temporanea. La notizia che le famiglie si aspettavano era un'altra, speravano infatti di vedere la scuola trasferita all'Istituto Scalabrini, una soluzione logistica ben più opportuna, considerando che la maggior parte degli alunni risiede in Destra Brenta. Da parte del Comune inoltre nessuna apertura sul fronte trasporti, non essendo disponibile ad organizzare un bus navetta per agevolare gli spostamenti. Ma la cosa grave è soprattutto un'altra, denunciano i genitori. La Pascoli è una scuola montessoriana e gli spazi delle Canossiane non sarebbero adatti e sufficienti a questo metodo di insegnamento. Ed è proprio questa l'obiezione principale sollevata. Stravolgere tutto non è accettabile, tuonano. La Pascoli va preservata proprio perché adotta una tipologia di insegnamento diversa da tutti gli altri istituti del comprensorio. Una situazione
decisamente molto tesa. I genitori chiedono al Comune di ripensare alla soluzione Scalabrini in grado di soddisfare tutte le esigenze, didattica in primis e poi logistica. E questa volta sono decisi a non mollare, si attendono sviluppi e prese di posizione già nelle prossime ore. Servizio di Monica Smiderle, pubblicità, torniamo subito. Festeggiamenti per l'ex fuoriclasse Zico, che ha 40 anni dall'esperienza italiana, è tornato in Friuli Venezia Giulia. Vediamo. Zico, innanzitutto l'emozione di vederti rappresentato su un palazzo importante di Orsaria. È un orgoglio grande, ringrazio a Alessandro, a Michele, a Andrea, a tutti i direttivi di Arto Zico di Orsaria. E sono molto contento, anche la mia famiglia, sicuro, per questo omaggio e un piacere grande ancora una volta stare qui con loro. Questa è ancora di più casa tua da oggi, anche se poi ogni volta che arrivi penso che ti senti a casa. Sì, sempre a casa, è sempre una soddisfazione tornare qui in Italia, a Udine, a Orsaria. Ho fatto tanti amici in questa storia, non solo amici del calcio, amici della vita, questo che è più importante. Un murale di 6 metri con autografo originale al Palazzo Comunale delle Associazioni di Orsaria a testimoniare che questa è la casa italiana di Zico. Prima 50 minuti di risposte a giornalisti e tifosi con disponibilità ad affrontare ogni tema, presente e passato, ricordi di un calcio che non c'è più. Sono passati 40 anni da quando Orsaria decise di intitolare a Zico il club e l'affetto non è mai calato, anzi. Il fatto di vedere Zico, ieri sera eravamo già a cena con lui, eravamo con il barone Causio e puntualmente passano le ore a tavola ma si parla sempre solo di Udinese e io mi chiedo ogni tanto ma quante cose abbiamo da raccontare? Hai giocato solo 1 anno e mezzo? Dovevo venire a salutarlo, non posso mancare, è la nostra storia, è la mia storia, quindi non posso che essere qua. Fai parte della storia di questo club, ma anche della storia di questo popolo, perché noi ricordiamo che il popolo è sceso in piazza perché voleva Zico. E ora siamo vicini a una svolta, qui stanno arrivando gli americani. Che cosa ne pensi? Che cosa ti auguri per questa società di cui sei ancora un simbolo? Sì, auguro che loro possano dare soddisfazione ai tifosi, alla gente, all'orgoglio di quello che loro hanno fatto sempre per Udinese e possano farla bene. Chissà, può venire una mentalità di formare una grande squadra per dare gioia e soddisfazione ai tifosi. Servizio di Giorgia Bortolossi della nostra redazione di Udine. Tutto per questa edizione. Gli ospiti di questa sera a Focus: Claudio Borgia, Maria Laura Faccini, Claudio Grosso, Gennaro Marotta, Antonio Pappalardo, Giuseppe Saccà, Nicolò Sterle, Antonella Tocchetto e Massimo Venturato. Grazie molto a Italo Moraio e Andrea Basso in regia. Ci vediamo stasera, grazie e buona giornata.